Buonasera a tutti ragazzi, già da domani, venerdì 22 novembre, è in arrivo un nuovo ciclone che raggiungerà presto l'Italia, ragazzi, quindi un netto peggioramento che rovinerà, diciamo, l'ormai imminente weekend. Quindi attenzione in quanto è previsto davvero molto intenso, quindi come anticipato già nel corso di venerdì, cioè domani, il tempo andrà man mano peggiorando, quindi dal nord a scendere al centro Italia, quindi già diciamo verso sera sul Basso Piemonte, Liguria di Ponente e versante centrale Tirrenico, sì. Ciao ragazzi, ciao Giustino, ciao Massimo, ciao Daniela. Quindi altrove più o meno il tempo si manterrà ancora, diciamo, tranquillo, ma il peggio è atteso per sabato, quindi forti rovesci, diciamo, a carattere temporalesco, diciamo, dalla presenza di, ciao Maria, di un'alta area di bassa pressione sulla penisola balcanica, quindi ci saranno condizioni, diciamo, piuttosto pericolose, quindi occhi alla Liguria, al Piemonte, dove ci sarà davvero un vero rischio di nubifragio, ragazzi, e quindi di allagamenti. Poi la situazione, diciamo che la situazione si manterrà più queta al centro-sud, quindi qualche pioggia in arrivo verso sera tra la Sicilia e l'area ionica più o meno. Quindi la maggior parte l'attenzione è sulla Liguria, sulla Toscana e Lazio, dove sono attese, diciamo, violente raffiche di vento, quindi con onde alte almeno 4 metri lungo le coste più esposte. Stesso discorso per la Sardegna, quindi possibile mareggiate e acqua alta. Diciamo non andrà meglio neanche a Venezia dove ci sta l'incubo dell'acqua alta, quindi dagli ultimi diciamo, aggiornamenti tra la giornata di sabato e domenica è previsto più o meno 115 centimetri. Sì, sì, non sta dando proprio tregua, quindi diciamo che Venezia 115 centimetri già va bene perché ultimamente, vi ricordate, mi pare che ha fatto 187 centimetri, quindi un bel record. Quindi diciamo che il forte maltempo farà parlare di sé anche domenica, quando il vortice si sposterà verso sud. Quindi poi ci sarà la Sicilia, diciamo il lato però messinese, siracusano e catanese, poi Calabria, Basilicata, costiera e Basilicata costiera e settore ionico della Puglia, quindi su queste regioni ci sta il pericolo di dissestamento idrogeologico, quindi proprio una bella settimana proprio. Massima attenzione pure sull'Emilia Romagna e il comparto, diciamo, più meridionale del Veneto. Quindi ragazzi, secondo me qua una settimana proprio all'insegna proprio del maltempo, quindi anche raffiche di scirocco a 90 km orari, in particolare su Basilicata e Puglia, cioè sul Salento, quindi da monitorare le coste in quanto le onde, come ho detto, ragazzi, raggiungeranno 4-5 metri di altezza, ma le temperature più o meno a nord tenderanno a scendere, sì, sì, conseguenza del ciclone, questo è un nuovo ciclone di maltempo, quindi partirà già da domani e colpirà, diciamo, tutte queste regioni che vi ho detto, però in realtà colpirà quasi tutta l'Italia, quindi diciamo quelle che ho elencato sono quelle che saranno più a rischio in effetti, quindi come ho detto io, in effetti Piemonte, Liguria, poi ci sta giustamente Piemonte, poi ci sta Toscana, Lazio, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Puglia, però diciamo se le parti queste che saranno colpite maggiormente, non significa che le altre andranno, sarà tranquillo, no? Queste qua che sono elencate, ragazzi, sono quelle che risultano essere proprio, diciamo, nell'occhio del ciclone, cioè con forte maltempo, ma pure sulle altre città
ci sarà il maltempo, quindi non è solo in Emilia Romagna pure, Veneto, Triveneto, quindi la fascia adriatica, quindi ragazzi più o meno da nord a sud farà proprio brutto tempo, quindi massima attenzione. Diciamo che il peggioramento si avrà già da domani. Quindi avevo detto bene io che è stato solo un giorno di tregua, cioè ieri, perché già oggi qua a Salerno, ragazzi, piove di brutto, già da stamattina. Ho fatto il video oggi verso le 2, mi pare, e non ha smesso di piovere lo stesso, quindi piano piano, ma piove, 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 quindi proprio una giornata proprio da dimenticare. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo per un altro video, quindi sicuro, ci sentiamo dopo con un altro video. E vabbè, Jasmine, festeggi al chiuso o in casa o in un locale, fai prima, no? Vabbè, ragazzi, ci sentiamo dopo, dai.